entrare nel gioco d'insieme di queste voci che adesso qua nascono e qua si raccontano soprattutto questo sentimento della montagna che Montanaro ha saputo scrivere e portare fino a noi con una poesia eterna, senza tempo. Il coro Padentes di Desulo, diretto da Ivano Argiolas. Eccoli qua. Ci raggiungono, prima il sindaco di Austis faceva riferimento insomma anche al vestiario che dà questa connotazione alle nostre comunità, così vicine ma così uniche poi nel raccontarsi e nel distinguersi, e questo nell'insieme crea la nostra ricchezza e la particolarità di una regione, perché è bella, perché ha tanta forza, che nell'insieme documenta ovviamente il nostro valore. Ivano ovviamente dirige questo sodalizio e so che stasera avete scelto proprio nel repertorio di Montanaro due motivi forse meno cantati e che voi invece avete deciso di privilegiare. Sì, presentiamo Notte di Natale che l'abbiamo cantata la prima volta l'anno scorso per il nostro decennale e non avendola mai presentato al primo Montanaro ci sembra giusta, sembra una poesia molto bella. E poi la seconda un po' spiritosa, no? Una situazione in cui Montanaro già avanti con l'età soffriva di pressioni alte, si disse non buffo più vino con la sua tristezza, insomma, legato al fatto che il vino comunque dà sempre un po' di colore alla tavola, no? Quindi noi abbiamo voluto un po' farne una cosa un po' maliziosa, un po' scherzosa. Allora ascoltiamo una dietro l'altra le due canzoni, due brani, questi motivi poetici tradotti in musica. E poi so che sono arrivati anche gli amici di Oliferi del Tenore San Gavino, quindi chiuderemo in bellezza questo nostro incontro, così come stiamo proseguendo nel segno della bellezza attraverso di voi. Il coro Padentes di Desulo. Vino non buffo
Coropadentes di Desulo, Ivano Arciolas, ancora il saluto di tutta la comunità. Grazie dal cuore, perché è molto bello davvero questo spazio, ecco, noi li abbiamo visitati un po' tutti, anche la palestra, insomma, accogliente, grande, moderno, tutto quello che vuoi, però qua davvero sembra di cantare un po' dentro la storia di questa comunità e non solo parte della sua storia, quindi grazie a voi per aver offerto questo contributo alla manifestazione, gli amici del Coro Padentes di Desulo. Alcida adesso, anche se indossa il vestito tradizionale, siamo arrivati quasi alla fine, quasi, perché abbiamo ancora ospiti annunciati che hanno scelto proprio Desulo per portare qua la prima parte di presentazione di un racconto di cui vanno giustamente fieri e orgogliosi, anche perché prima parlavamo con Di Francesco Casu, lui ha collaborato con il tenore San Gavino Dioniferi, il quale ha realizzato un CD con allegato DVD, bellissimo perché ci sono le loro voci che raccontano tanta poesia, c'è la nostra lingua, c'è il canto a tenore, sono proprio questi tre elementi